Anche la sesta domenica di Pasqua ci riporta al clima del cenacolo. Il brano del Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, riporta parole di Gesù durante la cena pasquale, testamento spirituale del suo amore, confidenza ai discepoli e promessa del Paraclito. Elemento nuovo in questa domenica è la prospettiva verso il dono dello Spirito Santo. Solo Giovanni definisce lo Spirito col termine tecnico di Paraclito. La precedente versione rendeva con consolatore. L'attuale ha preferito non tradurre, perché Paraclito vuol dire di più di consolatore. È il termine tecnico che indica l'avvocato difensore. È un termine greco composto da due elementi. Para vuol dire presso, kletos è il participio passato del verbo chiamare, quindi chiamato vicino, esattamente come in latino ad vocatus. L'avvocato è colui che chiami vicino nel momento del bisogno perché faccia i tuoi interessi in una causa. Giovanni adopera proprio questo termine giudiziario perché sta pensando ad una causa che è in piedi, il mondo accusa Cristo e di conseguenza i discepoli di Cristo. Ma i discepoli non sono lasciati soli. Cristo manda il Paraclito, è lo Spirito che il Padre manda nel nome di Gesù, il quale dal di dentro insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto. Lo Spirito attualizza in tutta la storia della Chiesa l'opera di Gesù, ricorda ciò che Gesù ha detto e dà la capacità di fare ciò che Gesù ha detto. È la pace messianica che egli dona. Gli ebrei salutano abitualmente col termine shalom, che vuol dire pace. Ma un conto è augurare la pace, un conto è trasmetterla effettivamente. Il mondo si accontenta di dire pace, pace, ma pace non c'è. Gesù invece ha la capacità di mettere il cuore in pace, di creare questo benessere profondo. Ancora un particolare da questo brano evangelico. Gesù dice ai discepoli: vado e vengo. La traduzione ha reso il secondo verbo con un futuro, tornerò. Non mi piace né il verbo tornare né il futuro. Nell'originale greco c'è un presente del verbo venire, esattamente come noi quando diciamo vado e vengo, intendendo faccio presto. Vado al Padre e vengo a voi. Attenzione bene, perché non sono due cose separate. Non prima vado al Padre e poi dopo qualche giorno vengo da voi, ma contemporaneamente. Il fatto che Gesù vada al Padre significa che viene a noi. Nel momento della risurrezione, come andare al Padre, è l'occasione con cui Gesù entra nella vita dei discepoli e entra in comunione profonda con loro, proprio per realizzare la loro vita, per creare quella pace, quel benessere messianico. Gli Atti degli Apostoli ci presentano
in questa domenica un momento di crisi della prima comunità cristiana. Al capitolo 15 viene narrato il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, databile all'anno 49. Sono passati circa 20 anni dalla morte e risurrezione di Gesù e quel gruppo delle origini è diventato molto più grande. Si è allargato in molte regioni, ha raggiunto tante persone diverse, soprattutto molti non ebrei hanno aderito al Vangelo. Che fare con costoro? Ci sono alcuni conservatori giudaizzanti che vorrebbero far diventare tutti ebrei. Come dire, prima di essere cristiani bisogna essere ebrei, partendo dall'idea che il Messia viene per gli ebrei. Paolo e Barnaba sono di avviso diverso. Loro hanno sperimentato come i cristiani possano nascere in mezzo alle genti e persone lontanissime dalla tradizione ebraica e biblica sono disposte ad accogliere il messaggio evangelico. Non serve passare attraverso la legge di Mosè. Il Cristo è sufficiente per la salvezza. Paolo e Barnaba raccontano agli apostoli di Gerusalemme la loro esperienza missionaria, quella che noi avevamo letto nelle domeniche precedenti. Raccontano gli episodi capitati in quegli anni in cui hanno annunciato il Vangelo a degli stranieri. E alla fine la comunità cristiana matura una scelta. La salvezza è per tutti. Non bisogna diventare ebrei per essere cristiani. Ogni uomo che accetta il Cristo può essere salvato. Ecco perché è stato scelto il Salmo 66 con la sottolineatura ti lodino i popoli tutti. Quell'universalismo della salvezza era già presente nell'Antico Testamento e con l'intelligenza degli apostoli si è potuto davvero realizzare. Ancora un brano dall'Apocalisse di San Giovanni come seconda lettura, ancora dal capitolo 21 che continua la descrizione della Gerusalemme celeste già accennata domenica scorsa. Il brano odierno contiene particolari descrittivi. Giovanni, guidato da un angelo su un alto monte, vede la Gerusalemme santa scendere dal cielo, da parte di Dio. E scende quindi sulla terra. È una realtà che viene da Dio, ma adesso appartiene a questa terra. È una città circondata da grandi mura. Tutte le città antiche avevano le mura, un segno di protezione, di difesa. Ma queste mura hanno 12 porte. Tutti i particolari sono simbolici. La porta è simbolo di apertura. 12 porte richiamano la tradizione dell'antico Israele, dei 12 patriarchi, e la tradizione del Nuovo Testamento con i 12 apostoli. La città ha forma quadrata e le porte sono disposte 3 per lato, quindi verso i 4 punti cardinali. Sono aperte sempre, giorno e notte. Sono aperte al nord e al sud, all'est e all'ovest. Le mura della città poggiano su 12 basamenti e queste basi solide delle porte recano i nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Ogni chiesa dedicata ha all'interno 12 croci che rappresentano i 12 apostoli, pietre di fondamento che richiamano la città celeste. Particolare inaudito. In questa Gerusalemme nuova
Giovanni non vede alcun tempio. La caratteristica di Gerusalemme era il tempio. Chi arrivava sul Monte degli Ulivi e guardava la città santa, la prima cosa che notava era l'enorme mole del tempio. La città di Gerusalemme è la città del tempio. Adesso Giovanni dice: la nuova Gerusalemme non ha tempio. Perché? Perché il Signore Dio e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di luce di sole. Perché? Perché la gloria di Dio la illumina. La lucerna della nuova Gerusalemme è l'agnello. L'agnello è il sole. L'agnello è il tempio. Il Cristo risorto è il nostro tempio. È la nostra luce. È Lui che è andato al Padre ed è venuto a noi per darci veramente la pace attraverso il dono dello Spirito Santo.